Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo, Pantarei, e adesso ne parliamo in modo più approfondito e per quale motivo ho fatto questo titolone roboante. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e ormai sapete tutti che i migliori iscritti del pianeta Face ce l'ha il Legarda Marietto Veneziano, e anche nel canale di Telegram Magici Arcieri Bertoldini, dove lunedì sera alle 20:30 il decano Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito dove si parla un po' di Kabbalah, un po' di esoterismo a largo spettro e quant'altro. Se volete iscrivervi, sotto in descrizione trovate i link e eventualmente anche un bel commento fa sempre bene, perché il vostro Marietto è contento. E se vi scappa un super like col vostro pollicione o un indicino o un click del mouse, il vostro Marietto è ancora più contento. Bene, parliamo di questo Pantarei e di questo Eraclito, di questo soggetto che a un certo punto della vita in Grecia ha capito che tutto è movimento, tutto si muove e non si entra mai due volte nello stesso fiume, perché appunto tutto è in movimento. E insomma ha detto questa battuta, e nei secoli insomma questo concetto è andato avanti, e fin qui non ci piove. Gli orientali l'hanno sempre detto che tutto è movimento, noi siamo fatti di energia, continua movimentazione e via dicendo. Poi a un certo punto è arrivato un tipo che si chiamava Osho, che poi è stato assassinato da certi servizi segreti, però era un mistico che a un certo punto invece ha detto un'altra cosa molto interessante, che è tema di riflessione di questa pillola, perché praticamente lui diceva le persone sono statiche, nel senso che fanno tutti i santi giorni le stesse cose. Ci sono persone che si svegliano, vanno a lavorare e fanno le stesse identiche cose, tornano a casa, leggono il giornale, insomma praticamente lui diceva ci sono tantissime persone che ogni giorno fanno un copia e incolla, praticamente vivono un giorno tutta la vita. Il vostro Marietto a un certo punto si è reso conto che Osho non aveva torto. Sarà anche un Pantarei questa vita, però a un certo punto bisogna guardarsi intorno e si vede noi stessi, un esame di coscienza, e ci rendiamo conto che a un certo punto noi siamo un po' dei pantafoloni, cioè ci piace la vita sociale, sì, però basta che sia un Pantarei un po' omologato, di quelli che gli piace ragionare del modello sessantottino rivoluzione, però fino a un certo punto, nel senso che fin quando non ostacola il nostro modo di vivere, il nostro standard di vita, facciamo tutti i Pantarei, però viviamo solamente un giorno nella vita, proprio perché non abbiamo nessun tipo di libertà mentale, viviamo in questa ragnatela, gridiamo Pantarei a tutti perché vogliamo far vedere che siamo dei rivoluzionari, ma alla fine molti, il 90%, sono, come diceva Osho, praticamente dei copia e incolla, e periodicamente fanno tutti i giorni le stesse identiche cose del giorno dopo. Quindi cosa bisogna fare per, in un certo senso, entrare nel fiume e capire che non è sempre lo stesso? L'importante sarebbe, e fare il primo passo è scaricare ad esempio i circuiti radionici che ci sono nel sito alcapitano.altervista.org, e poter prendere qualche circuito che ci dia la forza di tagliare queste catene perniciose, questi pensieri perniciosi, dove appunto il vostro Marietto ha messo alcuni circuiti che danno questo aiutino proprio per tagliare alcune abitudini che magari potrebbero essere a livello energetico negative, perché è giusto fare le cose tutti i santi giorni, quelle buone, no? Quelle che ci portano energie positive, ma purtroppo ci sono alcuni che il Pantarei non lo fanno e fanno esattamente tutti i giorni cose che gli fanno male, no? Allora questi circuiti aiutano a tagliare anche e a rivoluzionare, a cambiare, a ribellarsi alle cose negative e trasformarle in positive.
Il vostro Marietto ha fatto anche delle bellissime pillole in cui si possono utilizzare questi circuiti, li trovate nella playlist di Radiestesia Basic, sono 39, in cui appunto c'è la possibilità di vedere come si usano alcuni circuiti radionici, proprio perché aiutano a vedere la vita e vivere in Pantarei e non solamente un copia e incolla, come diceva il grande Osho. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta con un bel Pantarei e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!